Veneziano, allora Fioi, siamo alla prima tappa della Tirreno Adriatico, prima veramente corsa della World Tour della carriera comendiana. Ho fatto la Vuelta di Andalusia, sono arrivato 17esimo perché ho preferito preparare alla grande questa e sono in una forma strepitosa secondo, insomma, quello che scrivono, quello che scrive l'allenamento, quindi vediamo. E parte il Cume, vai Comendone. È una cronometro di 5 km, quindi anche se sono comunque cronometro 76, che non è un parametro scarso, però su così pochi chilometri sarà dura. Vediamo cosa riusciamo a combinare, spero di finire, sarebbe bello nella top 10. Godiamoci questi 5 km. Vai Venezianone. Vediamo se anche la tensione della prima gara World Tour, ragazzi. Finalmente Veneziano si fa vedere anche in una gara così importante. Vediamo come finiamo. Dai come. Ormai siamo all'ultimo chilometro. Ok. 900 metri, 700 metri, 600 metri. Dai Cumi, regalaci un sogno. 24. Tutto quello che devo fare sulle tentare, perché sapete che ci provo sempre. Però in questa tappa sappiamo che sarà praticamente impossibile vincere. Però il Cume ci prova. Il Cume vuole provarci. Anche se sarà abbastanza impossibile. Dai, siamo al nostro sprint. E vediamo dove finiamo. Allora, Bennati come partito. Bennati la tira. Pensate a Christoph, c'è uno scarso. Mamma mia. Vediamo Veneziano dove va a finire. Vai Cume. Dai, sono improntato a finire bene comunque. Dai vecchio Cume, dai vecchio Cume. E ciao. Vabbè, Christoph ha stravinto, un fenomeno, lo sappiamo, insomma. Peccato. Sono crollato alla fine, potevo finire tra i primi 10, sarebbe stato bellissimo in una gara così importante. Vai. Ok, va a vincere la grande Christoph. E noi comunque non ci siamo piazzati malissimo, dai. Fottutissimi chilometri. Provo a stare dietro a Christoph, ma non ce la faccio. Impressionante. Impressionante, cazzo. Tirano troppo, in pianura sono una merda. Scandaloso proprio. Io sapete che voglio provarci sempre, lo sapete. Io addirittura sono andati nel secondo gruppo, che spome. Ammazza, oh. Fenomenali proprio. Il Come prova a fare qualcosa, ma pazzesco veramente. Cioè, hanno andato a vincere Klipsovski in maniera devastante. Io avvicino comunque i primi 10, eh. Bravo Kuma, siamo 32esimi nella generale, sesti dei giovani, prof, veramente. Cioè, veramente abbiamo gente fenomenale. Christoph From, Nibali, chilometri e 2 salite. Ho un più 5 ragazzi, ho un più 5, però mi rendo conto di avere dei fenomeni, cioè siamo nel World Tour, fiori. Siamo nel World Tour. Però il Cume è là. Il Cume è qua. E questo è importante. Intanto qua il porco di Senecal sta cercando di portare su Kwiatkowski, che è uno dei favoriti, sicuramente è una bestia. Ne sono tantissimi, lui Costa, mamma mia, c'è pieno di fenomeni. Ok. Quindi siamo vicini alla fine della prima salita. Anzi, l'abbiamo finita. Adesso abbiamo la discesa cumendiana. Importante riposarsi, cercare di recuperare energie. Perché adesso inizia the final salita, nell'inglese cumendiano. Vai, vai, riposati, Cume, riposati. Recupera più energie che puoi. Voglio finire tra i primi 10, cazzo, o comunque bene, perché se finisco tra i primi 10, forse però tra i primi 5, posso fare anche i grandi giri, dopo non vedo l'ora. Ci siamo ormai, ci siamo. Ormai siamo vicini alla salita, siamo prossimi alla salita. Eccola qua. Peccato perché avevamo un più 5, ma...
Mamma mia, la gente comincia ad andarsene. Vediamo quanto riesco a tenere. Mamma mia, 11%. No, non posso assolutamente tenere salite del genere. Non posso farcela neanche se vuoi. Infatti vanno via i mostri. Il cume prova a tenere. Il cume prova a tenere, ma le dura. Il cume ci sta provando in tutti i modi a tenere, ma fioi. Perfino Nibali fa fatica. Perfino Nibalotto fa fatica. I primi sono andati. Vediamo fin dove posso tenere. Vediamo se il cume in discesa riesce a fare qualcosa. No. A sto punto teniamo. Dai che non stiamo andando male però. Dai che non stiamo andando male. I primi ormai se ne sono andati, chiaramente. E prova lo sprint il cume prova lo sprint. Dai, 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 teniamo almeno al 10° posto. Sì, cazzo, ottavi, yes. Davanti anche a Nibali. Davanti a Bosson, Hagen e Christoph. Signori, ho fatto un'impresa qua, eh. Mamma mia che impresa. Mamma mia ragazzi, veramente un'impresa titanica, eh. Bravo, come ho sfruttato il più 5, di più non potevo fare, però ottavo in una corsa del genere, World Tour, prestigiosissima come la Tirreno Adriatica, signori, non sono più un signor nessuno. Mamma mia che gara che ho fatto, tappa 4 da ricordare, eh. Tappa 4 da ricordare. Veneziano grande, grande. Globale, non siamo purtroppo dei primi 10 nella globale, ma siamo vicini. Vediamo i giovani che mi interessa molto. Siamo terzi nei che sboro, Bonifazio, Madonna. Anche nei giovani non siamo primi. Però ho fatto un miracolo, ragazzi. Ho fatto un miracolo. Siamo 22esimi nella generale. 22esimi. Però abbiamo tappa 5. Vabbè, tappa 5 sarà un po' dura, ma possiamo far bene. Tappa 6, pianura e dopo la cronometro finale. Vabbè. Attenzione. Ottenuto punti aggiuntivi. Benissimo, godo. Siamo alla salita decisiva. E non posso permettermi di perdere terreno. Abbiamo 0 di forma, quindi non tantissimo. Wacker mi sta portando su. Bravo Wacker. Sì, ancora per poco, presumo. Oh, bug grafici ogni tanto capitano, purtroppo. Vabbè. Non stanchiamoci troppo. Nibali sta partendo sicuro. Dai che devo stare nel gruppo che conta, dobbiamo stare. No, ecco, il come sta già staccando. Il come sta staccando, non va bene. Che palle avere parametri di merda, però. Veramente palloso avere parametri di merda. Siamo nel gruppo che conta, però manca ancora tanto e sono distrutto. Mi scuso per i bug grafici, ogni tanto in certe tappe capitano. Dai, stiamo nel gruppo che conta, cazzo. Cerchiamo di recuperare. Qualcuno sta provando a partire. Qualcuno ci sta provando a partire. Nibali è vicino a me, poverino. E basta, io sono finito. Io sono finito. Due maroni però che cioè. Ma veramente la tenuta di una pippa il cume, eh.
Neanche riesce a recuperare, ma che cazzo, però, puttana miseria. Il cume è finito, il cume è finito. Sono proprio il più stanco, sono anche il più scarso. Vediamo gli altri. Beh, tutti 83 che sbordo. Cioè, vabbè. Il cume sta mollando. Il cume purtroppo sta mollando. Vabbè. Purtroppo ci sta. Dai, dai, vai su, vai su, vai su, vai su. Arriva fin dove puoi. Vai su, vai su. Ok. Niente, la salita qua è troppo alta, troppo in pendenza, troppo lunga. Con questa gente qua non puoi, non ho speranze in Nibali, From, Molle, Magresink, Rui Costa, Van Garden, Enao, il polacco innominabile, cioè fioi. Vediamo dove sono. Anche nei giovani, soprattutto vorrei capire anche nei giovani se riesco almeno a prendermi la maglia giovani, che sarebbe un po' più importante. Devo ancora migliorare tanto. Devo arrivare almeno a 78 il più velocemente possibile in montagna. E la pianura con 63, poi anche l'accelerazione ne ho robe da migliorare. Vediamo la generale. Chiaramente non siamo tra i primi 10, lo sapevamo. Globale a punti, non ci siamo nessuna classifica a parte quella giovani. Giovani però siamo in testa con 2 minuti e 26 e godo. Ce la facciamo i migliori giovani. Sì, e godo. O comunque siamo 14esimi nella globale. Cioè, stiamo facendo un bel lavoro, bravo Kume. Bravo, bravo, bravo. Prima l'istintiva, perfetto. Buono. Sono salito. Montagna 75. No, in realtà sono rimasto uguale, cazzo, perché? Quello ne avevo già 73, niente da fare. Allora devo allenarmi dall'altra parte. Bene. Che bella notizia. No, non l'ho proprio capita questa, eh. Boh. Devo salire in accelerazione, non sono salito, ma vaffanculo, va. Tutti hanno lasciato andare avanti il gruppo, che però vabbè, avevano 40 minuti di svantaggio, vabbè, chi se ne frega. Questa è la penultima tappa e qua mi dà 76, 75, però in collina qua mi dà che sono aumentato di punteggio, non so, forse un vaneggio di prima, perché qua mi dà 76 in montagna, vabbè. Perfetto. Adesso c'è l'ultima tappa, cronometro, la possiamo simulare e vediamo come concludiamo sto fottutissimo tirano adriatico. È andato molto molto bene. Insomma, 13, vabbè, allora, chiudiamo 13esimi nella generale, molto bene, molto bene. Giovani, abbiamo vinto noi ragazzi, questo è molto molto importante. Ok, perfetto. Buono, 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 buono. Ok. Oh, Milano-Sanremo, vabbè. Giro d'Italia e Vuelta. Benissimo, possiamo fare anche queste, anche se va bene le classiche, secondo me, insomma, già sono scarso con i fenomeni, pensa con il Kuma, però posso fare il Giro d'Italia a Volta d'Espana, adesso vediamo perché vorrei farlo il giro. Bene, bene, molto bene. Raga, un saluto del Cumendone veneziano, il Cume. Ciao!